e nessuno interviene e non capiamo il perché. Quindi adesso pubblico questo video per sollecitare qualcuno, se è sensibile alla problematica, anche perché ci sono delle buche spaventose. Noi che ci siamo già caduti una volta, che i Zulumini hanno storato a fricare, però chi non le conosce tutte queste buche, che sono molto grandi, rischia di fare danno alla macchina. Quindi se qualcuno vede questo video, mi raccomando, cercate di evitarle, anche perché altrimenti rischia centinaia e centinaia di euro di danno. Questo è veramente vergognosa questa situazione. Per un paio di chilometri, perché la strada è così, per un paio di chilometri, nessuno fa niente, nessuno riesce a risolvere la problematica. E intanto sicuramente altri continueranno a fare danni alle proprie auto. Mi auguro che non succeda qualche cosa di peggio. Io di questo, io intro visto per scaricare. Vedete questo? Buchi come questo ce ne sono una decina, credo, se non ho contato male. Comunque, mi raccomando, state attenti.